Prendete chiavi, borracce, voce, tutta la vostra rabbia e facciamoci sentire. Dal silenzio al rumore nel ricordo di Giulia, perché Giulia è diventata presenza dolce e silenziosa, ma allo stesso tempo con la sua morte ha scosso le coscienze. È l'omaggio dell'Università di Padova e del Dipartimento di Ingegneria per la studentessa 22enne ad un anno dal suo assassinio per mano di Filippo Turetta, suo ex fidanzato e compagno di università. Commosso dalla presenza di centinaia di studentesse e studenti, Gino Cecchettin ha ricordato tutte le vittime di violenza. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto dal momento in cui siamo in questo mondo e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui, quindi fermiamoci prima, ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è dando sfogo alle nostre emozioni positive, non a quelle negative, quindi vi invito a vivere sempre nell'empatia e nell'amore. E Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. Dalla panchina rossa nel cortile alla prossima inaugurazione di un'aula studio dedicata a Giulia, tanti simboli per attirare l'attenzione, ma in quest'ultimo anno l'università ha cercato di agire con formazione contro la violenza di genere e il progetto Unire con sportelli antiviolenza. Noi dobbiamo partire da lì, dai comportamenti, dai linguaggi, quello che a volte sembra una battuta o un'azione innocua magari può nascondere delle situazioni difficili poi che evolvono. E l'altra cosa che io penso sia importante è che tutti noi dobbiamo fare un forte esame di coscienza. Impegniamoci tutte e tutti a fare la nostra parte, in memoria di Giulia, per sostenere la parità di genere e il rispetto reciproco, in queste aule e in tutti gli ambienti della nostra università. Ma Giulia in questo 11 novembre era nei volti delle ragazze e dei ragazzi che hanno scosso chiavi e sonagli, il rumore della consapevolezza raggiunta dopo il suo sacrificio. Non possiamo dimenticare Giulia, perché ha segnato un punto di provocazione per quanto riguarda una più vera consapevolezza nel riconoscere l'altro nel rispetto della sua diversità e di scegliere liberamente. Giulia è diventato un simbolo di una lotta che viene portata avanti da tanti anni, ma che forse finalmente se ne sta dando la giusta attenzione. Non dobbiamo più lasciar passare commenti inopportuni, catcalling e quant'altro, ma far notare queste cose. Deve essere affrontato da chiunque a prescindere dal genere, anzi percorsi di decostruzione, e quindi percorsi che fanno in modo che gli individui si rendano conto magari anche da che strutture culturali e sociali sono in qualche modo spinti a comportarsi in un modo oppure in un altro, devono portarli avanti soprattutto anche gli uomini. Il liceo classico Tito Livio, dove la 22enne si era diplomata, invece ha scelto il silenzio con un messaggio scritto dal preside nel sito, una decisione che non ha riscosso il favore degli studenti.